Ciao, sono Alice Pedon, fondatrice di Natura Alpina Dolomiti, azienda agricola biologica con sede a Belluno e a Castello, ai piedi del Passo Falzarego, tra le Dolomiti. Natura Alpina nasce nel 2016 principalmente da un'idea, da un sogno, da una passione, però anche da un'esigenza più affettiva. E infatti io lavoravo in provincia di Venezia nel settore della moda, era un ambiente molto creativo, molto bello, però mi mancava un po' il contatto con la natura e tutto quello che ho sempre adorato approfondire e studiare, quindi il mondo delle piante officinali. Da lì abbiamo deciso di acquistare, di investire tutti i nostri risparmi con mio marito. Avevamo 3 bimbi piccoli a suo tempo, la piccolina aveva 3 mesi quando abbiamo acquistato il terreno e venduto la nostra casa, e da lì abbiamo proprio iniziato ad investire tutto quello che avevamo, perché non era un passaggio generazionale, bensì una vera e propria start-up alla fine, con un concetto molto innovativo, dove partire appunto da dei giardini dove io andavo a scegliere proprio le specie botaniche da inserire, con la finalità di ottenere dei prodotti alimentari, di cosmesi, principalmente anche infusi, e affiancare poi, oltre a questa cultura che in Italia comunque la pianta officinale ha ancora un po' bassa marginalità, diciamo, anche nella vendita e nel commercio interno, però cercavo insomma l'idea di creare dei prodotti che dessero questa possibilità di avere un vero e proprio marchio che trasmetta questa nostra, diciamo, questo legame con il territorio e l'importanza di capire la natura attraverso i prodotti. Abbiamo affiancato una coltura pluriennale che è un meleto, dove abbiamo recuperato delle varietà antiche. Questo ci permette di avere sia una parte, diciamo, di coltivazione anche visitabile, quindi attività collaterali di turismo rurale che si agganciano alla nostra realtà, quindi un modo per conoscere bene Natura Alpina ed immergersi nella natura, che poi la nostra esperienza passa per la cura, il gusto e l'ospitalità, perché poi abbiamo anche un monolocale agrituristico. In questo progetto, come dicevo prima, ci abbiamo messo l'anima e abbiamo fatto anche creato a mano diversi spazi, tra cui questo erbarium che è uno spazio adiacente alla conservazione delle mele, dove riusciamo a realizzare dei workshop, delle vere e proprie esperienze che permettono alle persone di avvicinarsi a questo mondo che fa stare poi bene. La parte che ci tengo sempre un po' a raccontare del nostro lavoro è che si tratta di una sorta di atelier botanico, dove realizzo e creo dei veri e propri progetti personalizzati per le aziende che ruotano intorno ai nostri prodotti. Tutto è strettamente legato, quindi dal prodotto alimentare al prodotto cosmetico ai cuscini di pino cembro, tutto è legato in modo molto forte al nostro territorio delle Dolomiti, che è fortemente identitario per noi, e questo poi trasmette attraverso anche i profumi, le essenze, perché venendoci a trovare comunque si va un po' oltre a quello che si può vedere dal nostro sito, che comunque anche questo è stato fatto da noi partendo da zero, motivo per cui insomma riesco anche ad essere abbastanza dinamica nella gestione dei prodotti, che non tutti gli anni sono gli stessi, proprio perché andiamo ad utilizzare quello che raccogliamo senza diciamo la cura con fitosanitari e prodotti invasivi che rendono poco genuini poi i prodotti finali. Questa è Natura Alpina con tutta la diversificazione che permette appunto l'azienda agricola, quindi la parte di coltivazione, trasformazione, il nostro laboratorio, l'ospitalità e appunto l'Accademia Botanica, che è il nostro contenitore di workshop ed eventi. Noi siamo spinti da una forte autenticità e artigianalità dei nostri prodotti. Quello che ci contraddistingue è questo valore, che è il valore della creatività, e il fatto di riuscire a proporre e a declinare dei prodotti sempre in modo diverso. Come dicevo prima, non è che abbiamo un listino che rimane fisso. Se ci mancano le more o ci manca una pianta per la realizzazione degli infusi o delle confetture o dei succhi, riusciamo a creare sempre qualcosa di nuovo, proprio perché andiamo a disegnarci noi le etichette internamente, e spesso mi occupo proprio direttamente della composizione e dell'innovazione di nuovi prodotti. La nostra storia è abbastanza originale proprio perché non avendo io la possibilità di
di avere un laboratorio vero e proprio quando abbiamo iniziato, perché avevamo investito tutto per poter piantare queste specie, per poter iniziare a lavorare. Ho beneficiato di questo progetto della Regione Veneto che si chiama PPL, dove avevo un piccolo laboratorio ricavato da una realtà già esistente. E quindi questo mi ha permesso di riuscire a mettere insieme il primo prodotto, che sono stati gli infusi con erbe e fiori, più che per avere una connotazione terapeutica che spesso si collega a questo mondo botanico, alla parte diciamo più curativa, che effettivamente c'è nelle piante, perché io stessa mi preparo per me varie cose, però l'intento era di diciamo rimanere nell'ambito alimentare e organolettico per creare degli abbinamenti di toni, di fiori e foglie che avessero però una caratteristica particolare di profumazione, che appunto arriva dal fiore stesso, dal petalo, dalla foglia, essiccato e raccolto in un certo modo, però quindi è tutto molto rigoroso e manuale, e attraverso le temperature di essiccazione ho iniziato a creare queste prime miscele, che in realtà, per come la vedevo io, insomma, pur essendo nelle Dolomiti, dove si viene da pensare alla miscela di malga, quindi che stanno prettamente, insomma, di solito dei toni abbastanza forti e poco distinguibili, l'idea mia era invece di tenere ben distinte le specie, in modo da ottenere dei risultati diversi da miscela a miscela. Quindi i primi esperimenti li ho fatti proprio nella mia cucina di casa, per provare le varie cose, i tempi di infusione, finché poi sono arrivata proprio a valutare anche l'aspetto estetico delle miscele. E piano piano siamo riusciti, avevamo questo grande progetto di realizzare da zero una struttura che poi abbiamo realizzato nel 2021 in bioedilizia, tra l'altro utilizzando il legno della tempesta Vaia come segno proprio di sostenibilità che ci contraddistingue, e quello è stato il passaggio dove poi sono riuscita ad avere un vero e proprio laboratorio e poi portare avanti gli altri prodotti. Ecco, allora questo, diciamo, elaborazione di miscele e di infusi mi tengono molto legata a questo prodotto, perché è il prodotto con cui io sono partita e rimane, diciamo, tra i miei preferiti, anche se noi sviluppiamo appunto anche condimenti aromatici, sciroppi alle erbe, succhi di mela aromatizzati. E poi abbiamo tutta una parte che io adoro, perché riguarda ancora di più il nostro mondo alpino, che è molto legato alla coltivazione in particolare della stella alpina, che è sempre stato il mio fiore preferito fin da quando ero piccola. E la stella alpina ovviamente è una specie protetta, noi invece ci occupiamo di un vero e proprio orto dove abbiamo una coltivazione per la raccolta. La utilizziamo tal quale, pressandola in un certo modo, proprio per realizzare dei prodotti personalizzati, particolari, oppure la utilizziamo per degli estratti, per creare dei prodotti di fitocosmesi e prodotti naturali di alta qualità. Insieme alla stella alpina, ovviamente, noi, sempre per legarci al territorio, usiamo molto il legno di pino cembro. Lo utilizziamo per la composizione di imbottiti, quindi cuscini, perché la sua essenza è molto benefica, molto rilassante, quindi viene abbinata ad altre erbe che coltivo poi a Belluno, raccolgo a Belluno, e mi permette di creare veramente dei cuscini e creiamo dei quadrotti imbottiti molto profumati, perché la parte dell'esperienza anche olfattiva per quanto riguarda il nostro viaggio, diciamo, botanico è molto importante e va vissuta, insomma, sia visitando i giardini che venendo in bottega da noi. A fianco alla parte officinale abbiamo una coltivazione di circa 7000 metri di mele particolarissime. Questa scelta di avere un frutteto per noi doveva rappresentare comunque qualcosa di particolare. Pertanto non abbiamo scelto le varietà più comuni, più commerciali di mele, bensì abbiamo eseguito per un 7-8 mesi una lunga ricerca di cultivar che erano oramai in disuso, perché dopo la seconda guerra mondiale la mela è diventata il frutto da tavola per eccellenza, pertanto con tutte le conseguenze del caso, quindi la massificazione anche della scelta delle varietà. Volendo poi approfondire questo, è molto bello da noi il periodo che va da fine ottobre-novembre e prima di Natale, perché riusciamo anche a proporre dei workshop o delle vere e proprie esperienze di apple tasting, si può dire, dove andiamo
a far assaggiare alle persone e far riscoprire questi gusti. Abbiamo ad esempio varietà come il Pun della Rosetta, il Pun di Mon, la ruggine appuntita. Abbiamo circa sei varietà diciamo antiche e 3 varietà moderne più resistenti che ci permettono di portare avanti una coltivazione biologica. Questa è una grande soddisfazione perché abbiamo le persone che comunque apprezzano, vengono apposta, le prenotano per tempo e soprattutto trovano nella mela un prodotto molto genuino. Abbiamo avuto anche dei clienti che ci hanno proprio ringraziato perché pensavano di essere allergici alle mele, in realtà lo sono per quello che ci sta dentro. Purtroppo a volte vengono curate con dei metodi che sono abbastanza forti sia per l'ambiente che per la salute nostra. A me piace molto appunto come spiegavo creare sempre prodotti nuovi, quindi per noi la novità è sempre di casa. Attualmente sto lavorando su delle composizioni di oli essenziali già in diluizione, in oli vegetali, in dei piccoli roll aromatici che aiutano la concentrazione, il relax e anche la respirazione. Questo diciamo è un po' un argomento che tratteremo verso Natale. E poi sto lavorando ovviamente sempre a nuove miscele che arriveranno sempre fino al fine anno, utilizzando sempre i nostri fiori e le nostre piante. Perché si dice «Co-casca le foglie dei fruttari, se tempo di piantar peri e pomari». Tradotto in italiano, il proverbio parla delle foglie che cadono in autunno e quindi del momento ideale per piantare nuovi alberi e quindi, come sempre, i detti veneti poi sono traducibili in realtà ed è un consiglio vero e proprio, insomma, perché effettivamente anche noi quando mettiamo a dimora delle piante nuove tendiamo di farlo più che in primavera e in autunno. Da Naturalpina Dolomiti un carissimo saluto a tutti gli amici di Treviso Tiramisù e ricordatevi che chi non lavora non mangia.